Tragico schianto sulla Triestina fra Portogruaro e Concordia Sagittaria questa mattina, 2 morti e un ferito grave, traffico in tilt. Legato mani e piedi sul letto, 15enne di Conegliano sarebbe stato vittima di coetanei in un istituto di Auronzo nel 2013, ieri la prima udienza in tribunale. Ieri sera il post nel quale David Borrelli spiega il suo addio al Movimento 5 Stelle per entrare in un nuovo movimento politico. L'ex grillino attacca, continuano illazioni e falsità su di me. Ex titolare di un'agenzia di viaggi di Treviso accusato di aver raggirato decine di clienti, non avrebbe effettuato prenotazioni per un valore di 125.000 euro. Prima il tamponamento, poi il malore, dramma a Casal Serugo nel Padovano, a perdere la vita un 80enne del posto. Salta un'importante partita di campionato per donare il midollo. Il gesto di Fabio Caramella, 26enne giocatore dello Spinea, potrebbe dare speranza di vita a una donna. Arrivate a Treviso le 75 statue di Auguste Rodin per la mostra che aprirà i battenti il 23 febbraio. L'atteso allestimento prende vita. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca purtroppo dell'ennesimo incidente mortale lungo le strade del Veneto e in particolare lungo le strade del Veneziano, un terribile schianto lungo la Triestina poco dopo le 10, siamo tra Portogruaro e Concordia Sagittaria e ci sono 2 vittime e un ferito grave, il traffico è in tilt per lunghe code sulla strada. Allora ci dà ulteriori dettagli di quanto accaduto la nostra Francesca Bozza che si trova sul posto. Francesca. Sì, buongiorno a te Nicola e buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio in questi minuti sono state portate via le salme delle 2 vittime di questo terribile ennesimo incidente, come hai detto tu. È stato un frontale tra 2 vetture, una Fiat 600 e un altro veicolo. È accaduto lungo la Triestina, all'altezza della casa del trattore. Siamo all'Ison di Portogruaro, uno schianto terribile intorno alle 9:30 di questa mattina. Ancora tutte da chiarire le cause della collisione. A perdere la vita 2 uomini, un uomo di 68 anni, uno di 75, che erano a bordo della Fiat. È stato necessario un intervento dei vigili del fuoco per liberare i 2 corpi dalle lamiere del mezzo. Ferito un altro 70enne, ferito come hai già anticipato tu in gravi condizioni, trasportato all'ospedale di Mestre. Traffico appunto che è rimasto paralizzato per diverse ore, proprio perché la Triestina è stata chiusa al traffico, attualmente è ancora chiusa al traffico per consentire i rilevi del caso che sono effettuati dalla polizia locale di Portogruaro, sul posto anche i vigili del fuoco e il SUEM di Treviso arrivato con l'elicottero. Le 2 vittime, l'identità delle 2 vittime non è stata ancora resa nota, c'è stato solo comunicato che si tratta di 2 persone che vivono qui nella zona. Al momento è tutto qui da Portogruaro, se non ci sono domande ti restituisco la linea, Nicola. Grazie a Francesca Bozza e buon lavoro, ovviamente tutti i dettagli su questa tragedia, ennesima tragedia questa sera a partire dal nostro telegiornale del Veneto. Un'altra brutta storia, che viene dal Bellunese e parla di un 15enne trevigiano che sarebbe stato vittima di una vera e propria violenza di gruppo, fatti che sarebbero accaduti nel 2013 e che sono arrivati anche davanti al tribunale. Una notte terribile, un incubo, quello vissuto da un 15enne di Conegliano. Il ragazzino si trovava presso un centro di diagnosi, cura e riabilitazione dell'asma infantile ad Auronzo. Una sera terribile, alcuni minorenni ospiti della struttura, secondo l'accusa avrebbero immobilizzato il 15enne sul letto, gli avrebbero legato mani e piedi con lo scotch da pacchi, poi infierito con un paletto di ferro del diametro di 1,5 centimetri. Un fatto gravissimo, una violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2013. Ieri la prima udienza in tribunale. Nella vicenda sono coinvolti i minorenni ed un vigilatore notturno ritenuto colpevole di non aver impedito che il ragazzino venisse immobilizzato e violentato. La vittima, ora maggiorenne, ha deciso di non costituirsi parte civile. Non chiederà alcun risarcimento danni agli avvocati della controparte del Foro di Padova. I minorenni coinvolti sono stati oggetto di un procedimento penale da parte della Procura dei minori di Venezia, mentre l'unico maggiorenne
34enne, il vigilatore notturno, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Belluno. Quest'ultimo, all'epoca dei fatti contestati, studiava all'università e con questa occupazione limitata alla stagione si era pagato gli studi. Ieri la prima udienza, la successiva è stata messa in calendario per il 5 dicembre. Si inizierà con i testi della pubblica accusa e sarà ricostruita l'intera vicenda di quella terribile notte. Secondo il pubblico ministero non si tratta di un atto di bullismo, ma di un episodio di violenza sessuale di gruppo che è punito con una condanna da 6 a 12 anni. A Vicenza invece una donna che denuncia di essere stata sequestrata e violentata. Sequestrata e violentata. Lei, un'artigiana 34enne, denuncia un imprenditore vicentino di 48 anni, amico del suo ex fidanzato. Tutto sarebbe accaduto una notte della fine del 2015, quando, secondo la donna, il suo aggressore l'avrebbe fatta bere per poi, con la scusa di accompagnarla a casa, portarla in campagna tra Vicenza e Bassano per abusare ripetutamente di lei tutta la notte. Lei ha sporto denuncia qualche giorno dopo, ma l'imprenditore, ora rinviato a giudizio con l'accusa di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e lesioni, si difende con forza, sostenendo che non c'è stata nessuna aggressione, il rapporto sarebbe stato consenziente. E adesso la politica e parliamo del caso di Davide Borrelli, che come sappiamo ha lasciato a sorpresa il Movimento 5 Stelle, ieri dopo una lunga giornata di silenzio, ieri sera un post su Facebook per spiegare le motivazioni della sua uscita dal Movimento 5 Stelle. Stamane un altro post, questo polemico invece sulle illazioni che dice si fanno ancora contro di me. Sentiamo. Ieri ho preso una decisione difficile che merita qualche spiegazione, perché sto leggendo troppe fantasiose ricostruzioni, non ho problemi di salute, non ne ho mai accennato, è arrivato per me il momento di cambiare percorso. Nella vita mi sono sempre occupato con grande intensità di imprenditori e risparmiatori, per questo ho deciso di aderire ad un nuovo progetto, un movimento che nascerà a breve e che si occuperà proprio di imprenditori e risparmiatori. Dopo un lungo silenzio intorno al quale sono state costruite ipotesi, teorie e illazioni, David Borrelli torna a farsi vivo, ancora una volta affidando a Facebook la sua verità. Dunque l'addio al movimento che nel 2008 lo aveva portato ad essere il primo consigliere comunale d'Italia pentastellato arriva per la volontà di voltare pagina ed iniziare una nuova avventura politica. Ieri sera sui social l'eurodeputato passato al gruppo misto, nello spiegare il perché del suo gesto, scriveva: poi auguro al Movimento 5 Stelle una strada costellata di ambiziosi traguardi e grandi successi. Per 13 anni il Movimento è sempre stato la mia casa, l'ho visto nascere e ho avuto il privilegio di assistere molto da vicino a tutte le tappe di questa avventura. Poche ore dopo, in tarda notte, sempre su Facebook, un nuovo post, uno sfogo verso il mondo della stampa che in questi giorni di silenzio ha pubblicato, scrive sempre il politico trevigiano, pesantissime ed evidenti falsità. Non ho mai chiesto e dico mai pregato di fare il terzo mandato né di farmi trovare un posto da dirigente a Bruxelles. Nel caso in cui il virgolettato attribuito a Di Maio fosse vero, continua Borrelli, vorrei che mi si spiegasse quando e in quale occasione avrei fatto tale richiesta. Le meschine illazioni sulla mia vita privata e sulla mia famiglia, conclude l'eurodeputato, non hanno bisogno di commenti. Intanto Alessandro Gnocchi, che conosce bene Borrelli, avendolo avuto al fianco durante la sua candidatura nel 2013 a sindaco di Treviso per i 5 Stelle, è sorpreso da quanto accaduto. Sinceramente è un pezzo importante del movimento che viene meno, non è il primo, dopo il passo indietro di Beppe Grillo, non so se sarà uno dei tanti. Sicuramente il Movimento 5 Stelle sta cambiando i propri connotati in queste elezioni politiche. Ancora la politica con la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia a Treviso, i candidati di Fratelli d'Italia che puntano su famiglia e sicurezza. 15 punti del programma, 15 obiettivi e la convinzione che il partito alle politiche di marzo crescerà. A Treviso la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia nei collegi della Marca a Camera e Senato, con famiglia, sicurezza e lavoro temi preponderanti di un programma che dice no allo ius soli e chiede un sistema di vigilanza bancaria più efficiente. In campo il sindaco di Calalzo Luca De Carlo, l'imprenditore di Marino di Piave Gianni Luigi Capraro, le opitergine Cinzia Mazarin e Marina Marchetto Aliprandi, assente e giustificata Monica Mazzotti.
Zoccoli. Di cosa ha bisogno il territorio? Beh, il territorio ha bisogno di tante cose, secondo me sono anni che ha lasciato lo sbando, abbiamo bisogno di un'amministrazione che funzioni, a cominciare da quella locale. Io faccio il sindaco, per cui mi rendo conto di quelli che sono i problemi che la gente affronta quotidianamente, a cominciare dalla sicurezza, ma soprattutto quelli legati ai temi del lavoro. Famiglia, lavoro, sicurezza. Ce n'è bisogno? Molto, in particolare sulla sicurezza. Credere fortemente nei valori della famiglia, credere fortemente in quello che nell'immigrazione, credere in tantissime cose, e voglio essere a fianco e combattere questi valori. La politica è uno strumento che deve incidere sul territorio, come ben ricordava Paolo VI della stessa, che diceva che la politica è la forma più alta di carità. Anche i candidati di Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'impegno in materia di autonomia del Veneto chiesto dalla nostra emittente agli aspiranti parlamentari. L'abbiamo fatto convintamente perché riteniamo che la richiesta di maggiori forme di autonomia per il Veneto non sia incompatibile con la salvaguardia di quello che noi riteniamo un valore indiscutibile, che è quello dell'unità nazionale. Altra lista in campo il 4 marzo è la lista Insieme. Vediamo i candidati padovani a Camera e Senato. Più solidarietà, più ambiente, più Europa. La lista Insieme è composta da Verdi, Partito Socialista e Area Civica, presenta i propri candidati alle elezioni del 4 marzo. Una forza organica al centro-sinistra e distante da urla e polemiche e da mirabilanti proclami di promesse irrealizzabili che caratterizzano questa campagna elettorale. L'unica è non ignorare i problemi, anzi affrontarli in maniera seria, sistematica, ma con tutto il ragionamento che ci sta dietro. Urlare non serve a nulla. Ogni punto del programma di Insieme spiega anche conti alla mano la sua realizzabilità. Ad ogni proposta c'è proprio una corrispondenza anche di capitoli di spesa, cioè diciamo anche come e dove si possono trovare le risorse per fare quello che noi ci proponiamo di fare. Nel programma anche un messaggio di giustizia sociale rivolto anche e soprattutto ai giovani. L'età non solo dei politici, ovvero degli eletti, ma anche delle persone che seguono la politica e si appassionano di politica e partecipano alle elezioni si sta alzando. Questo rappresenta un problema perché andiamo verso il futuro ed è necessario che nel futuro siano rappresentate le istanze di quelle fasce di popolazione che attualmente molto spesso tacciono, non perché non abbiano da dire qualcosa, ma perché gli spazi loro concessi sono pochi. Un programma nel quale si presta anche particolari attenzioni ai problemi del lavoro e dell'impresa. Al momento che hai bisogno di avere finanziamenti dalle banche o una cosa o l'altra, trovi sempre le porte chiuse, anche se tu sei una persona a posto. Nel programma anche un occhio di riguardo all'ambiente. Se i Verdi entreranno con forza, porteranno naturalmente temi che conoscono, che sono i propri, ognuno parla bene la propria lingua. Torniamo alla cronaca, continuano le indagini in merito all'incendio che ha distrutto ieri un taxi a Venezia, dietro a Rogo, probabilmente di origine dolosa ci sarebbe l'ombra della mala. Gli inquirenti infatti non escludono nulla e fra le ipotesi il sospetto che il gesto sia maturato nell'ambiente degli abusivi. Il fatto è accaduto a Sant'Alvise, 2 le esplosioni una dietro l'altra, il motoscafo completamente distrutto. Le indagini sono affidate alla polizia e gli accertamenti sul rogo sono in mano ai vigili del fuoco. Nell'incendio, come sappiamo, è stato danneggiato anche il pontile dell'imbarcadero ACTV. Adesso invece cronaca giudiziaria con un tour operator, un ex tour operator a processo per truffa. Il mare è stupendo, il sogno di una vacanza in un'isola della Grecia. Peccato che una volta prenotato e pagato i turisti si sono visti cancellare il viaggio. Nei guai è finito l'ex titolare di un'agenzia di viaggi di Treviso che nel 2017 ha chiuso i battenti. Il cinquantenne non avrebbe, secondo l'accusa, effettuato prenotazioni per un valore di 125.000 euro. Ora è accusato di truffa. L'uomo si era specializzato nei viaggi turistici verso la Grecia, diventando un tour operator di riferimento a livello nazionale. Secondo la procura trevigiana, che si è mossa a seguito delle querele dei clienti, l'agenzia di proprietà dell'imputato avrebbe ricevuto prenotazioni per decine di turisti che, una volta pagato, si sono visti però cancellare i viaggi. Adesso un dramma che si è consumato improvvisamente a Casal Selugo nel Padovano dopo un incidente non grave, dopo un tamponamento, ma un anziano che era alla guida è stato stroncato da un malore.
Un banale tamponamento che sembrava non avere gravi conseguenze se non per i veicoli ammaccati si è rivelato il teatro di un dramma mercoledì sera a Casalserugo. Un ottantenne, Riccardo Benettollo, residente in paese, una vita spesa a fare l'elettricista, quando è sceso per constatare i danni all'auto ha avuto un mancamento ed è finito a terra senza dare più segni di vita. All'arrivo del 118 ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Ad essergli stato fatale potrebbe essere stato un arresto cardiaco, anche se non è escluso che la magistratura possa richiedere l'esame autoptico per stabilire un eventuale nesso di causalità tra l'incidente e il decesso. Lo schianto in via Umberto, nella provinciale che taglia a metà il centro di Casalserugo. Dopo un rallentamento improvviso, il tamponamento tra una Fiat Punto guidata da un 28enne e il furgone con all'interno Benettollo, che ha urtato a sua volta la Clio che lo precedeva. È stato arrestato dalla polizia il terzo e ultimo componente di un sodalizio criminale dedito al fenomeno del cosiddetto cash trapping in apparecchiature bancomat nelle province di Venezia, Padova e Treviso. Si tratta di un moldavo di 33 anni arrivato con un aereo del suo paese a Tessera, dove si è presentato alla polizia di frontiera che aveva avvertito i colleghi della polizia postale che aveva svolto le indagini nel 2015. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di altri 2 moldavi e sul 33enne pendeva un provvedimento restrittivo emesso dalla magistratura lagunare. L'uomo, assieme ai 2 connazionali, si era impossessato di varie somme di denaro, sottraendole alle vittime attraverso sportelli bancomat o postamat, sui quali avevano precedentemente applicato un dispositivo che impediva l'erogazione delle somme di denaro richieste dal cliente, pur figurando nell'addebito in conto corrente. A Padova ora applicata per la prima volta in stazione in città la norma che prevede maximulte per l'accattonaggio molesto, e così un 50enne dovrà pagare, se ovviamente troverà i soldi, 516 euro. È stato multato per 516 euro un mendicante 50enne fermato da polizia e vigili urbani in stazione. All'uomo romeno è stata applicata la norma prevista per chi chiede l'elemosina in modo insistente e molesto. Il pattuglione, formato da uomini della Polfer e agenti della polizia municipale, ha fatto scattare per l'uomo anche il divieto di ritorno a Padova. Per un secondo mendicante, un 20enne, anche lui romeno, dopo il controllo in caserma è stata chiesta la stessa misura del divieto di ritorno. È stato fermato mentre chiedeva soldi per la sua famiglia, distribuendo biglietti ai viaggiatori. Adesso parliamo di lavoro, perché la CGIL ha aperto uno squarcio sul lavoro irregolare in un mondo, quello dello sport dilettantistico, invitando i lavoratori sfruttati a farsi avanti. È una giungla nella quale la CGIL ha riscontrato diverse irregolarità, ci sono 200 richieste di aiuto agli sportelli della CGIL e già 15 vertenze in atto. Volontari non proprio, lavoratori con le dovute tutele nemmeno. La CGIL apre uno squarcio sul mondo dello sport dilettantistico del territorio. 5.500 le società in Veneto, poco più di 8.000 i lavoratori retribuiti contro i 120.000 classificati come no profit. Una buona fetta di associazioni è attiva nella Marca, sono 1.073. I dati dicono che l'85% dei contratti di chi in questo mondo opera sono flessibili, che significa nel migliore dei casi precari, nel peggiore non in regola. I lavoratori rischiano quindi non solo di venire sfruttati, ma di ritrovarsi poi, senza saperlo, scoperti dal punto di vista previdenziale. Noi dobbiamo soprattutto informare questi lavoratori, perché nella stragrande maggioranza dei casi quelle che non sono associazioni serie, che sono, come dire, un po' dubbie, hanno tutto l'interesse a non informare questi lavoratori rispetto al fatto che non hanno una tutela previdenziale o contributiva, e quindi noi vorremmo intanto informarli. Società che usano lo sport come facciata di vere e proprie attività commerciali, sponsorizzazioni che tornano a beneficio degli sponsor stessi. Noi attualmente abbiamo attive nella provincia di Treviso 15 vertenze. E sono persone che ci hanno cercato una volta venute a conoscenza dell'esistenza di questo nostro nuovo sportello, perché o erano state mandate a casa senza preavviso o senza nessuna spiegazione, o perché semplicemente non erano state pagate, o perché svolgevano per somme ridicole, parliamo di 2-3 euro l'ora, e senza alcuna garanzia, compiti che non erano né autonomi né sportivi. D'altro canto la norma, pur introdotta con buona intenzione, favorisce le cattive condotte. Entro un margine di 7.500 euro di reddito, da quest'anno passato a 10.000, le società possono non versare i contributi al proprio collaboratore. Dà un campo libero, un terreno di esenzione dalle norme sul lavoro a queste società che
basta che si iscrivano al CONI e pochi vanno a controllare se sono effettivamente società sportive, e quindi dà spazio molto all'abusivismo, a chi ne vuole approfittare, insomma. Saltare una partita importante di campionato, ma per una partita ben più importante, quella della vita. Una bella storia che arriva da Spinea dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, allora a Spinea, dove Anna Maria Parisi ci racconta la vicenda di un giovane calciatore che domenica scorsa ha fatto davvero una scelta importante. Anna Maria. Da calciatore ad eroe della solidarietà, stiamo parlando di un veneziano, Fabio Caramelle, che gioca con lo Spinea Calcio nel campionato di promozione. Che cosa ha fatto Fabio Caramelle? Domenica scorsa, anziché disputare il campionato di promozione con la capolista Arcella, è andato in ospedale dove ha deciso di donare il proprio midollo, perché per salvare una vita umana. È stato quindi in un certo qual senso anche il migliore della sua squadra, pur non avendo segnato una rete, anche se di fatto ha salvato sulla linea di porta una vita. Lui da canto suo dice che non ha fatto nulla di eclatante, perché è donatore di sangue già da quando aveva 6 anni e quindi per lui questo è un gesto normalissimo. Fabio Caramelle è uno dei pilastri della difesa di questa squadra dello Spinea, e per motivi precauzionali, in quanto impegnato nella donazione del midollo, non ha giocato la partita domenica scorsa, come già detto, e comunque, anche se di fatto non è entrato in campo, ha lasciato il segno in tutti quanti noi per questo gesto, che è un grandissimo gesto di immensa solidarietà e di grande rispetto verso la vita. E da Spinea per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie Anna Maria Parisi, un gesto veramente supportato dai tifosi e dalla società dello Spinea. Adesso parliamo di arte, parliamo di un viaggio che hanno affrontato i capolavori di Rodin da Parigi a Treviso. Perché? Perché sta prendendo vita l'attesa mostra curata da Marco Goldin. La prima opera che abbiamo scoperto è una delle più importanti della mostra, il monumento a Victor Hugo. I cancelli del Museo di Santa Caterina si sono spalancati per accogliere le prime opere di Rodin arrivate a Treviso da Parigi. Insieme alla maestosa scultura dedicata a Victor Hugo, nelle casse giunte in città altri capolavori dello scultore francese come il Pensatore, il Bacio, l'Adamo ed Eva. La mostra prende forma. La parete con il monumento ai borghesi di Calais, l'originale in gesso, quello grande, e su quella base che vedete lì ci sarà il primo bozzetto dei borghesi di Calais. Un'emozione forte anche per chi come Marco Goldin è abituato a trovarsi faccia a faccia con simili capolavori. Qui ci sarà il busto di Rodin fatto da Camille Claudel negli anni '80. Ad accogliere le prime sculture anche il sindaco Manildo. Sì, è un'emozione bellissima, dicevo oggi con Marco che il momento dell'arrivo delle opere, dell'allestimento è come il sabato del villaggio, è un momento bellissimo di attesa, un momento di creazione e di riempimento di spazi, che devo dire gli spazi di Santa Caterina sono magnifici. In attesa dell'apertura al pubblico, le prevendite dei biglietti avanzano a passo spedito. Abbiamo prevenduto finora 16.000 biglietti, che per una mostra di scultura è una tecnica assolutamente non così amata dal grande pubblico, mi fa assolutamente stare molto contento. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione. Il primo appuntamento subito dopo il nostro telegiornale, oggi è giovedì, quindi ore 13 è di scena la CGIL, con CGIL risponde. Parleremo di un argomento particolare, cioè la disoccupazione nell'ambito del mondo agricolo, del settore agricolo. Avremo ospiti in studio Sara Pasqualin, segretaria generale FLAI Treviso, e Alessandra Polegato di Inca, nonché Stefania Masier di Inca. Vi ricordo che oltre alle telefonate in diretta c'è anche la diretta Facebook, quindi
quindi se volete mandare qualche vostra domanda, scrivere qualche vostra domanda sul profilo Facebook di Antenna 3, potete farlo in diretta. E poi questa sera a 20:10 per parlare della politica e dell'appuntamento del 4 marzo con Sara Moretto del Partito Democratico e Giampaolo Vallardi della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Splende il sole sulle nostre regioni, sarà una bella giornata sul Triveneto. Vediamo insieme il dettaglio del 15 febbraio. Sul Veneto possibili locali foschie mattutine sulle pianure meridionali, ma sul resto della regione sarà ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi sotto zero tra -5 e -2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bella giornata di sole e su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, non sono previste piogge. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime tra -4 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con possibili addensamenti e deboli nevicate solamente sui confini alpini. Temperature massime tra 7 e 9 gradi, minime tra -5 e -2 gradi. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.